Alberto Maschio, presidente dell'Associazione Iesolana Albergatori. Partiamo dal bilancio del mese di luglio e anche qualche dato su agosto che è appena iniziato per quanto riguarda l'occupazione alberghiera. Allora, luglio devo dire è stato un buon mese direi quasi, anzi senza quasi all'altezza degli anni precedenti, quindi siamo ai livelli del 2018, quindi ante Covid. Abbiamo avuto una presenza media dell'81% nelle nostre strutture alberghiere, con ovviamente dei picchi durante il weekend anche di sold out. Interessante anche la distribuzione dell'occupazione, che ha visto un 47% di presenze italiane, quindi un buon ritorno anche dei mercati stranieri, con il 21% dall'Austria, il 12% dalla Germania e un 8% molto interessante da parte della Svizzera. Su agosto abbiamo delle indicazioni altrettanto interessanti, abbiamo già un'occupazione media del 77%, quindi considerato il fatto che siamo i primi del mese, già sulla prospettiva del mese intero avere il 77% è molto importante. Anche qui abbiamo dei dati interessanti sulla provenienza dell'occupazione, perché abbiamo un 41% di mercato Italia, che solitamente privilegia il mese di agosto, ma abbiamo ancora un 16% di Germania e un 15% di Austria, che quindi fanno anche qui ben sperare per la permanenza e la presenza di stranieri nella località di Jesolo. Presidente, secondo questi dati viene quasi da pensare che non c'è un'incidenza sulle prenotazioni per l'applicazione del Green Pass. Allora, in questo momento il Green Pass sta creando più confusione che problemi. Non abbiamo visto un aumento dell'indice di cancellazione, il tasso di cancellazione rimane quello di sempre, insomma i flussi di cancellazione sono regolari, ci sono sempre e quindi direi che al momento non rilevano. Quello che sta causando invece più problematiche per quanto riguarda il Green Pass è l'incertezza, la richiesta di spiegazioni costanti che arriva nelle nostre strutture, nelle nostre associazioni, perché ancora ad oggi ci sono interpretazioni che mancano e che diventano necessarie per noi per poter comunicare ai nostri ospiti, appunto, perché quando hanno bisogno di chiarimenti non chiamano certo le amministrazioni comunali, non chiamano certo le regioni o il governo, ma chiamano le nostre strutture. Ecco, quali sono le domande più ricorrenti e le incertezze anche voi come imprenditori più ricorrenti? In questo momento una delle domande più ricorrenti appunto è se necessitano del Green Pass per arrivare in albergo, se necessitano del Green Pass per entrare in sala a colazioni o meno, tamponi sì, tamponi no. Noi già all'epoca dicevamo che non era utile dare un nome, un titolo a delle semplici norme, delle semplici regole da seguire, ma era forse più interessante dare chiarezza su quelle regole, su quelle norme, per poter fare vacanza serenamente, in tutta serenità, appunto, ma a livello europeo e non certo solo a livello nazionale. Oggi manca ancora quello, quindi evidentemente anche negli altri mercati questa cosa del Green Pass non è stata trasmessa adeguatamente. Presidente, sembra di vivere e rivivere un déjà vu, perché anche l'anno scorso disse la stessa cosa: manca una cabina di regia che dia una unica informazione e che sia corretta. Sì, comunque effettivamente non è cambiato molto, noi predichiamo una importante e corretta comunicazione da sempre, soprattutto nel turismo crediamo sia fondamentale comunicare efficacemente. Questo purtroppo non sempre si è riusciti a farlo e le risultanze di questo appunto sono i dubbi e le incertezze che ci trasmettono i nostri ospiti, motivo per il quale nell'ultima settimana abbiamo risposto direttamente, privatamente anche a centinaia di soci che ci hanno chiamato per chiarimenti appunto in merito al Green Pass, chiarimenti che al momento evitiamo di dare in maniera certa perché manca ancora un'interpretazione chiara della norma puntuale per quanto riguarda appunto le strutture alberghiere.